esauriente libro sull'alimentazione per chi pratica lo sport. La Scuola regionale dello sport e CONI Veneto hanno dato alla stampa un prezioso vademecum dal titolo Sani sapori, sport e alimentazione, presentato a Padova. Questo lavoro non è è stata una cosa molto semplice, ma è stato 2 anni fa, un anno di impegno da parte della Scuola regionale dello sport del CONI Veneto per andare in tutte le province a organizzare degli incontri per parlare dell'alimentazione effettivamente che i nostri atleti, che gli appassionati di sport devono avere. Voglio ringraziare i 2 docenti che ci hanno dato una grossa mano in quell'anno, perché sono stati presenti a tutti gli incontri e certamente si ricordano che sono stati incontri veramente di grande interesse. Abbiamo preso coscienza che l'alimentazione coinvolge davvero tutti e per questo motivo abbiamo deciso di dotarci di uno strumento idoneo e quanto mai importante per far capire quali sono gli errori che si possono anche involontariamente commettere a tavola. Grazie alla collaborazione fattiva, concreta, professionale, culturale, cattedratica, mi viene anche da dire, degli autori, professor Paoli e il nutrizionista Diego Fortuna, Antonio Paoli, che hanno collaborato in questo circuito. Io lo chiamo un po' ogni anno la scuola dello sport, e avete a disposizione anche il libretto rosso di Mao, lo dicevo una volta, il libretto rosso che è la pianificazione dell'attività del 2018, abbiamo colpito a 360 gradi. Ecco un sunto degli interventi dei 2 professori, Antonio Poli e Diego Fortuna. Io ho trattato l'aspetto della modulazione fisiologica del controllo del peso corporeo, tradotto in termini più potabili, perché si ingrassa fondamentalmente, come dicevo, perché si mangia di più. Non è solo quello, cioè il fatto di mangiare di più o mangiare male è uno dei motivi per cui si ingrassa. Potete vedere, se avete il libricino, a pagina 20 c'è la famosa scusa "ma io ho le ossa grosse", e potete vedere l'immagine che in realtà è solo una scusa, cioè il fatto di avere le ossa grosse. E diciamo nella parte che mi spetta ho trattato un po' delle varie motivazioni, dall'aumento della sedentarietà, e quindi cosa che è fondamentale per chi lavora con i giovani, lo stimolo al movimento, quindi lo sport in questo caso diventa un motore. Io ho fatto, come diceva prima il professor Ponchio, la parte diciamo anche pratica, perché io ho dovuto parlare di argomenti che per gli addetti al settore sono anche banali, ma ho visto che anche a persone di cultura anche più elevata, dal bicchiere di zucchero paragonato al piatto di pasta, e sono diciamo non così scontati, per cui una cosa che ho illustrato bene in questo libricino è proprio il contenuto anche del cibo in termini di proteine, carboidrati e grassi, perché non ci si accorge, ma molto spesso dobbiamo controllare le etichette per capire cosa c'è dentro. Purtroppo le aziende e le informazioni dei media sono protese a vendere i loro prodotti, e tante volte ci portano diciamo in, tra virgolette, errore, portandoci fuori strada, perché devono cercare di fare il loro interesse, non tanto l'interesse necessariamente della persona. Alla presentazione di Sani sapori, sport e alimentazione hanno presenziato anche il campione olimpico di canotaggio, Rossano Galtarossa, e il capitano del Petrarca Rugby, campione d'Italia, Alberto Saccardo. Il volume di Sani sapori verrà distribuito gratuitamente dal CONI Veneto a tutte le federazioni sportive.